Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani, ospite questa sera nei nostri studi. Buonasera a voi. Sindaco, anche questa sera avremo molte tematiche da affrontare, molti temi caldi relativi al futuro della città, ma non solo, e per questo prima di tuffarci proprio sulle questioni padovane apriamo una parentesi su l'escalation del conflitto sulla striscia di Gaza a cui stiamo assistendo in questi giorni, che ha anche sul fronte della sicurezza qualche riflesso sul nostro territorio, e noi ovviamente ne parleremo tra pochissimo. Intanto però le chiedo un suo pensiero, perché non ci bastava evidentemente la guerra in Ucraina, adesso c'è un altro fronte aperto. Non ci facciamo mancare niente, non siamo come un popolo, come umanità, sono veramente sconvolto da quello che ha fatto Hamas, perché è una cosa incredibile, sono terroristi nel senso stretto del termine. La risposta di Israele, io spero solo che la diplomazia e tutti gli stati si diano da fare per tornare a una situazione di pace, perché alla fine quando fa le spese sia israeliane sia l'attacco che hanno subito è stata una cosa immorale, vergognosa, sia la popolazione israeliana sia la popolazione palestinese, che non è da confondere con Hamas, tanto per essere chiari, però quelle immagini che abbiamo visto sono devastanti. Io prego che i grandi della terra si mettano d'accordo per fermare questa escalation, perché può essere pericolosissima per il mondo intero. Abbiamo già l'Ucraina, abbiamo metà degli stati in guerra. È incredibile, cosa riusciamo a fare come umanità? Incredibile. Riusciamo ad autodistruggerci in una maniera incredibile. Noi riusciamo a fare di tutti i colori di comunità, sull'ambiente, sulla sicurezza, la comunità israelita. Sono andato a portare assieme a Francesca Benzolini, dopo un giorno, se non sbaglio, la mia solidarietà personale a quella comune per quello che hanno subito come attentato veramente terroristico. Incredibile, sono veramente costernato. Tra l'altro sono aumentati i controlli nei luoghi sensibili anche nel territorio, state vedendo le immagini, il presidio dell'esercito davanti alla sinagoga del ghetto di Padova in via San Martino e Solferino. Le chiedo, c'è da preoccuparsi nel territorio? Non so se ha avuto interlocuzioni col prefetto, col questore, insomma era questo un atto dovuto, ovviamente, l'aumento dei controlli, più che altro per evitare i cosiddetti cani sciolti, insomma magari qualche squilibrato. Ecco. Era un atto dovuto, so che stanno sorvegliando di tutto per sicurezza, adesso non sono né questore né prefetto per carità, però ho informazione che sia abbastanza tranquilla, mi auguro e spero insomma, che non esagerazioni di qualsiasi tipo, spero che non avvengano mai. Padova è una città tranquilla, serena, che penso abbia capito anche il dramma che stanno vivendo gli israeliani in questo momento. D'altronde noi abbiamo anche una popolazione tipo l'università in cui sono moltissimi israeliani, palestinesi, iraniani, è una città che avendo questo 71.000 studenti, di cui il 12% sono stranieri, vuol dire che abbiamo tantissime persone che possono pensare ognuno come vuole, ovviamente. Penso che tutti pensano che quello che è successo è drammatico, però penso che dobbiamo stare molto equilibrati, insomma, tenere la lingua tra i denti, che meno sciocchezze si dicono in questi casi meglio è. Sindaco, ha aperto lei il tema legato all'università, giustamente 71.000 studenti, numeri impressionanti, tra l'altro l'università ha un peso, ha un'importanza fondamentale per l'economia della città, c'è però un problema cronico legato all'assenza di posti letto, soprattutto per gli studenti fuori sede. Allora, lanciamo un servizio, facciamo un po' il punto della situazione nel Padovano e poi al rientro lo commentiamo. Andiamo col servizio. Con i suoi 70.000 studenti, l'Università di Padova costituisce un fulcro per l'economia della città, di cui è una delle fonti di business più importanti. Tuttavia, la carenza di alloggi per gli studenti fuori sede mette a dura prova l'attrattività della città e della sua università, problema comune ai centri sede di prestigiosi atenei. Un numero sempre maggiore di giovani universitari desidera stabilirsi nelle città in cui studia, evitando pendolarismi che limitano il coinvolgimento nella vita accademica e sociale.
Questa preferenza però si scontra con la realtà, fatta da una carenza di posti letto nelle strutture pubbliche e di costi elevati degli affitti nel mercato privato. Situazione questa che non è un caso isolato e coinvolge molte altre città universitarie, come dimostrano le proteste che periodicamente riemergono, con studenti che si accampano nelle tende per richiamare l'attenzione sul tema dell'emergenza abitativa. A Padova mancano 5.000 posti letto. Non mancano invece i progetti per nuovi studentati, sia di nuova realizzazione grazie a fondi privati che investono nel settore immobiliare, sia di conversione di edifici già esistenti, magari appartenenti a enti pubblici o religiosi. Alcuni di questi ultimi sono progetti che rientrano nell'elenco pubblicato dal Ministero dell'Università. Sono quindi tra i 71 interventi giudicati idonei per il Veneto, che complessivamente offriranno quasi 8.000 posti letto in più nelle varie città universitarie della regione, e questo grazie a fondi PNRR, e di conseguenza dovranno essere realizzati per il 2026. Sindaco, allora la situazione è un po' complessa obiettivamente, perché Padova è una città, come ci siamo detti prima, con 71.000 studenti e questi devono avere un alloggio, insomma. Sì, a prezzo equo. Allora, è vero che abbiamo tantissime domande di fare tante studentate. Siamo stati presi in contropiede anche dal Covid, per cui durante il periodo del Covid c'erano anche domande di fare, non c'entra, alberghi e studentati, e col Covid sono fermati tutti. Con la ripresa sono arrivati tantissimi studenti, che ovviamente fa la felicità del Padova sia sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto dell'economia, sotto tutti gli aspetti. Per avere una città bella, frizzante, movimentata da ragazzi, penso sia bellissimo. Bisogna adesso darsi da fare, tutti in quanti insieme. Spetta all'ESO questa cosa qui, per cui vuol dire anche regione, però ha fondi limitati, però c'è la collaborazione dell'ESO, onestamente, per cui anche loro stanno cercando di risolvere il problema, prendono in affitto appartamenti, trovando le soluzioni. C'è collaborazione con l'università, da parte nostra stiamo autorizzando il più possibile studentati, però questa cosa arriverà tra 2 anni, sono circa 2.000 posti letto privati, e in più c'è l'ESO. Allora, stiamo facendo anche delle altre cose, tipo siamo d'accordo con l'università e l'università di trovare un accordo per quanto riguarda i studenti per dare un abbonamento a basso prezzo annuale, in modo tale che loro possano andare non solo a Padova, ma anche con comuni con termini, per cui diventa anche più facile gestire. Certo, come ho detto altre volte, piacerebbe che stessero a Padova tutti quanti, però non è possibile. Però comunque graviteranno su Padova, perché insomma, le lezioni le fanno lì. È una cosa importante. Padova vuol dire avere una città viva, veramente anche la sera dinamica, pieno di ragazzi, è una fortuna. Bisogna trovare soluzioni, non sono rapide, per cui tutti insieme dobbiamo trovare. ESO, Comune, Università, noi abbiamo abbassato le tasse per cercare di incentivare. Dopo sono tanti appartamenti che sono andati sotto l'aspetto turistico, per cui molti hanno portato a renderlo di più, per cui sono l'aspetto turistico. Anche questo dobbiamo stare attenti che non esageriamo, ci troviamo nelle situazioni di Venezia. Tanti hanno fatto il 110, tantissime persone sono arrivate, medici, infermieri, per cui c'è stata una... E sono, sindaco, anche comprensibili un po' le proteste degli studenti, perché pensare di trovare un affitto nel mercato privato a prezzi in cui magari un proprietario lo affitterebbe a una famiglia, per uno studente che studia a spese, molto spesso non ha reddito o ha un reddito bassissimo, diventa complicato. È tutto vero, perché ovviamente il privato fa i suoi interessi, siamo un mercato libero per cui fa i suoi interessi. Si tratta di trovare tutti assieme una soluzione per Padova un po'. Da me sono venuti anche 2 ambasciatori ancora qualche mese fa, protestando, perché se i ragazzi non hanno disponibilità dell'alloggio non vuol dire che non possono avere residenza, vuol dire che dopo 6 mesi devono tornare a casa, e che non va assolutamente bene. Devo dire che stiamo investendo anche personalmente tempo per trovare delle soluzioni. C'è anche Indimit, che è sempre lo Stato, quello che ha caratterizzato tutte le caserme, per trovare soluzioni assieme a loro, e noi stiamo cercando di risolvere, per cui c'è la volontà di risolvere, però i tempi sono obiettivamente lunghi. Sindaco, lei prima ha detto che state autorizzando quanti più studentati possibili,
Però mi ha incuriosito quello che ha detto proprio in questa trasmissione un paio di settimane fa, quando parlavamo del futuro, della futura questura, chiedo scusa, di Padova, nell'area di Via Anelli. Lei aveva anche detto: siamo comunque molto attenti a valutare le proposte, perché il rischio è magari di un altro complesso Serenissima, perché ricordiamoci che Via Anelli nasce da qui, cioè da appartamenti per studenti. E allora com'è che fate a monitorare questa situazione? Abbiamo messo delle regole ben precise, che uno deve restare studentato, non può assolutamente variare. Quindi non può affittare ai turisti, per dire. Deve essere uno studentato a tutti gli aspetti, al di là che sono fatti diversi, come logica, come struttura rispetto a una volta. Per cui c'è i nuovi studentati hanno la sala comune, hanno la palestrina, hanno la sala comune wifi, è molto diverso. Per cui già questo, ma non può cambiare, anche se cambia società, deve rimanere la stessa logica, non può cambiare studentato. Abbiamo messo vincoli rigidissimi che non possono essere, non voglio neanche pensare che non domani, tra 10 anni lo studentato X diventa un altro Via Anelli, per carità, abbiamo già dato e non è il caso. Insomma. Al di là del ruolo di ESU, che ovviamente è fondamentale, quali possono essere però le garanzie per fare in modo che questi studentati privati comunque affittino a prezzi fattibili per gli studenti, non troppo alti, perché la domanda ci sarà sempre, quindi il mercato privato ci insegna, magari si va un po' al rialzo. Di solito quando troviamo gli accordi, cioè, quando ha bisogno del comune, bisogno del stesso territorio, cerchiamo di convenzionare anche di prezzi decenti, non tutti, una parte, fa parte un po' della trattativa. Di solito riusciamo a fare una parte a un prezzo equo. Non è facile, devo dire, per i privati ovviamente badano al business, però insomma diciamo che Antonio Bressa sta dedicandosi del tempo su questo, sta facendo anche molto bene. Sono dei posti che saranno anche lì molto prima di 2 anni, penso in giro di un anno saranno pronti, però sempre con molta tranquillità nel senso dei tempi. Ho esperienza dei tempi, io penso sempre che venga fatto domani, invece non è così. Infatti non si sbilancia più sui tempi, però Sindaco... Faccio solo brutta figura ogni volta che parlo dei tempi, penso che qualcosa è fatto in 6 mesi, l'ho fatto in un anno. Tra l'altro alcuni di questi studentati andranno un po' a riqualificare dei buchi neri della città, ci sono delle zone che lei proprio ci racconta spesso che quando ci passa davanti in macchina le detesta, ecco, quindi diciamo che comunque la loro funzione è anche quella di riqualificazione del contesto urbano. Assolutamente, fatto in via Sarpi, via Belzone, sono tantissimi posti che verranno riqualificati. La fortuna è proprio riqualificare, non fare nuovi, ma far sì che, preciso una cosa, quelli nuovi che verranno fatti, tipo PP1, IFI, sono già autorizzati, perché sennò poi mi accusano che, no, come, avevi promesso c'è consumo zero di suolo, erano stati autorizzati. Ragazzi, sono già autorizzate queste cose, sono già autorizzate da tantissimo tempo. Come succede un po' per i supermercati, le grandi strutture di vendita? Già autorizzati, per cui purtroppo abbiamo una marea di metri cubi già autorizzati. L'unica cosa che possiamo fare è far sì che questi stessi metri cubi vengano svolti e strutturati in maniera diversa, ma i metri cubi rimangono sia PP1, 130.000 metri cubi, IFI, 127, 130, 2 studentati, per cui stiamo solo cercando di migliorare la cosa, cioè alto, stare attraversare, via dicendo, assieme ovviamente agli architetti e alla proprietà, in cui cerchiamo di trovare la situazione esteticamente, ma i metri cubi sono già autorizzati. Quelli e quelli rimangono. Finora non abbiamo autorizzato nessun metro cubo, nessun supermercato, lo ripeto per l'ennesima volta. Lo so che la gente del supermercato l'ha autorizzato lui, no, non ha autorizzato. I tempi sono molto più lunghi. Lei può aprirsi un supermercato a suo, basta che sia nella zona giusta, può fare quello che vuole. Non dipende da Padova, da Regione, dipende da normative che sono in essere. Certo. Ci prendiamo una brevissima pausa, al rientro parliamo di una polemica scoppiata un po' nelle ultime ore relativa al futuro dell'ex caserma Prandina. So che, insomma, che vorrà sicuramente commentarla, spero quantomeno che voglia sicuramente commentarla. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo.